Oggi ci troviamo nel complesso nuragico di Gruti Acqua, il più grande delle isole di Sant'Antioco e uno dei più grandi a livello regionale. Anche qui tutta l'abbandono. Lassù si vede il nuraghe. Andiamo a vedere il sito. Di là si vede il mare, fra un po' godremo di uno splendido tramonto. Allora, qui a sinistra si va a Nuraghe, qui sulla destra, più avanti c'è il pozzo sacro. Di pietre, sicuramente prelevati dal villaggio. Per le pietre vediamo che cavi d'acciaio buttati come se fosse una sorta di scarica. Pensate, una discarica, sito nuragico, una discarica. Entriamo, ci avviciniamo al sito, bellissimo, magico, una sensazione bellissima. Qui subito all'ingresso ci imbattiamo immediatamente su quello che è un pozzo. Qua vediamo che gli antichi usavano anche il bagnoschiuma, ma dimmi, sapone. Questo dovrebbe essere un pozzo sacro, anche se su questa targhetta c'è scritto grotta numero 2080, Regione Autonoma della Sardegna, Federazione Speleologica Sarda. Non so se riuscite a vedere, ma è una cosa vastissima. Ci voleva una luce, ma non ce l'abbiamo. Sarò ripetitivo, ma come diavolo si fa?
lasciare tutto questo così, in queste condizioni. Questo potenziale culturale, potenziale anche economico. Di qua, se non sbaglio, si va all'altro pozzo e di qua si va al laghetto. Allora ci dirigiamo verso il laghetto, sta a metà altezza, racchiuso per le colline, lì era fonte di approvvigionamento per tutto il villaggio. Sta posto non so che di magico. Agli sguardi più attenti non possono sfuggire i dettagli, i segni degli antichi abitanti. E sappiamo che, diciamo, chi si dovrebbe occupare di tutto questo non ha gli occhi attenti. Immersi nella natura, tale tranquillità. Vedi una nuraga, qui il costone dove giù. Eccoci arrivati. Che dire? Non ci sono parole. Un luogo mistico, raro e soprattutto abbandonato a se stesso. Questo era l'approvvigionamento idrico del villaggio. Siamo in piena estate e come vedete pieno stracolmo. Stradine. Qua credo che la direzione sia quella del Pozzo Sacro. Pozzo Sacro dove è stata rinvenuta una statuetta in bronzetto, credo di 25 centimetri, e adesso si trova al Museo Biologico di Cagliari.
Ecco qui come vediamo le indicazioni. C'è un cartello bianco con una scritta nera, diceva De André. Il cartello qui per terra, legato con una cordicella a un paletto arrugginito. Questa è l'importanza che danno a questo sito. Questo è il bronzetto che è stato ritrovato. Andiamo a vedere questo pozzo. Non spaventatevi. I lavori di messa in sicurezza. A me viene da piangere. Vietato l'ingresso ai non addetti ai lavori. Questa è la rete, tutta intorno, chiusa. Questo è l'unico lavoro che chi di dovere ha effettuato sul sito. Si può entrare tranquillamente perché è tutto aperto qui, c'è nessuno che controlla. Come potete vedere la messa in sicurezza è questa: tavoloni e dei tubi innocenti. Adesso io entrerei volentieri, ma come potete vedere non mi pare il caso. Provo a zoomare, ma non si vede nulla. Tutto questo così, pareti di ferro arrugginiti. Non so se ci si rende conto dell'importanza di questa cosa. Io credo proprio di no. Credo proprio di no. È così da anni, da molti anni. Pare che si siano dimenticati dell'esistenza. Oppure lo fanno di volontà. Ecco qua, il pozzo sacro, l'insediamento nuvragico dei Grutti Acqua. Eccolo qua. Ora ci addentriamo all'interno della via che ci conduce su al nuraga. Qua adesso vedremo un altro pozzo. Ecco qui siamo all'altro pozzo, come vedete tutto recintato da bene meglio, qualche cartello vecchio di 20 anni. Ormai io non ho più parole per descrivere la negligenza e l'ignoranza di chi ha il potere di gestire certe cose. Bellissimo.
tutto inghiottito dalla vegetazione, e 4 tavole puntellate con i chiodi, il filo arrugginito. Questa è la situazione. Vogliamo fare turismo? Bene, facciamolo a suon di tavole. Questo è un posto che non si può descrivere a parole, con un video, bisogna semplicemente venire e vederlo di persona. Andiamo avanti. Salire su, non lo so come la situazione lì, se è pericolosa, dovrò rinunciarvi. Vista meravigliosa. Si vedono i crolli, nuraghe a monotorre. Vediamo il diruppo qua, i crolli fino giù. Si possono notare pietre ovunque, segni del villaggio. Si estendeva ovunque. Pare che arrivasse fino al mare, lì a Porto Sciusciao, e che avesse anche un porto, quindi figuriamoci l'importanza di un sito così. Non ci sono parole. Se tutto questo fosse valorizzato,
tutto questo fosse valorizzato, allora la Sardegna avrebbe il suo riscatto. Cosa mai sarà questa cosa? Non so se rende con il cellulare, ma è veramente pazzesco. Oh, è tonda, perfettamente tonda. Sembra abbia subito un crollo al centro. Fosse un'abitazione, no? Mi vado ad ammazzare. Ecco, così magari si dà l'idea. Non lo so. E abbiamo visto soltanto un quarto, perché poi di là c'è tutto il costone che va fino al mare. Su non vado perché adesso è quasi buio e poi non so esattamente dove passare. Bene, da qui voglio trarre le mie conclusioni. Dall'alto di questo insediamento non vorrei più scendere. Guardate cosa si vede. Conclusioni che sono le stesse per il sito di Colongio Morvonis. Perché? La domanda è perché? Perché tutto questo viene lasciato così abbandonato, quando potrebbe essere, anzi è un potenziale per il turismo, per la nostra cultura, per tutta la Sardegna. Qualcosa che noi non ci rendiamo neanche conto. Tutta l'isola, tutta la Sardegna deve essere patrimonio dell'UNESCO, tutta. Invece da decenni, centinaia d'anni, è sempre stata terra di conquista, depredata, conquistata, deturpata, violentata. Insomma, trovate tutti i sinonimi, significati che volete, e si arriva sempre alla stessa conclusione, che non c'è nessuno che la difende, la valorizza. Gli stessi sardi sono i nemici di questa terra perché non la difendono e non la valorizzano. Basta vedere anche le ultime elezioni politiche per capirlo. Io adesso voglio parlare solo per l'isola di Sant'Antioco, non voglio allargarmi e disperdere energie, ma limitiamoci a questa bella isoletta con i soli 2 comuni, Calasete e Sant'Antioco, bloccata, perché qua lo sviluppo è bloccato dal poligono militare di Teulada. C'è un porto a Sant'Antioco che potrebbe essere usato intelligentemente per farci un porto turistico ricettivo per navi da crociera e tanti altri servizi. E invece è bloccato da decenni dalle forze armate. Lì attracca la nave, scarica armi, missili, carri armati, cannoni, qualunque cosa che porti morte e distruzione viene scaricata lì per poi andare a Teulada a giocare alla guerra e a vendere armi.
a Teulada stesso i carri armati, i militari che vengono da ogni parte del mondo abbattono nuraghi, siti archeologici, tombe dei giganti, una distruzione totale senza che nessuno faccia nulla. E le forze politiche ne sono coinvolte. 60% di poligoni militari stanno solo in Sardegna, quando dovrebbero essere distribuiti in tutta Italia. Vengono, distruggono, inquinano e non fanno le bonifiche. Questo anche per quanto riguarda l'industria. Abbiamo tanti esempi di industrie che vengono in Sardegna a inquinare e poi vanno via e non fanno le bonifiche. Ora mi chiedo veramente, ma veramente, volete continuare a dipendere dall'Italia? A noi ci sfruttano e basta. Dovremmo essere tutelati, invece ci usano come bidone dell'immondezza. Credo di aver finito. Chi vuol capire capisca, chi non vuol capire continui a non capire. Io in quanto uomo non smetto mai di cercare, sono curioso, l'uomo è un ricercatore, uno sperimentatore. Dovremmo guardare su in alto alle stelle invece che guardare giù in basso nel mare di fango in cui siamo avvolti. Io denuncio a mio modo questa situazione e credo che prima o poi la Sardegna ne verrà fuori, e quando ne verrà fuori con la verità, con quello che è realmente la Sardegna, quello che è stato nel lontano, lontanissimo passato, quando questa verità verrà fuori, allora ci sarà da ridere. Spero di essere ancora in vita. Quindi Sardegna non è solo mare, spiaggia, ombrelloni, asciugamani. Sardegna c'è un potenziale che non riesco a trovare le parole, veramente, o si capisce o non si capisce. Ora vi lascio. Spero di farvi riflettere in qualche modo, perché i tempi sono maturi per farlo. Non mi metto a parlare di politica, altrimenti poi mi girano i coglioni e lasciamo stare. Alza la vista, teste da tagliare. Scherzavo? Buona serata a tutti. Vi lascio con questo tramonto meraviglioso.